Questo è uno dei momenti più importanti dell'anno, c'è questo seminario intanto con tantissime persone iscritte che arrivano da ovunque. Sì, sono seminari rivolti agli insegnanti, quindi tanti colleghi che oggi insomma, abbiamo il piacere di ospitare qui nel nostro seminario, sono rivolti a loro perché appunto sono momenti di formazione che Cambridge offre a tutti gli insegnanti che si occupano di Cambridge English, delle certificazioni di Cambridge English o che semplicemente hanno curiosità o comunque vogliono tenersi aggiornati. E in questo caso il seminario è rivolto in particolare ai colleghi che insegnano nelle scuole superiori e ci stiamo occupando di trattare le novità che riguardano l'FC, il First Certificate, che è uno degli esami più ambiti, una delle certificazioni più ambite per quanto riguarda Cambridge English. Visto che ci sono delle novità, insomma, allora stiamo presentando queste novità ai colleghi che vengono un po' da tutta la provincia e anche fuori provincia. Lei parlava di novità, magari qualcuna in particolare che riveste una particolare importanza? Sì, ce ne sono diverse, comunque diciamo Cambridge ogni tanto rinnova il format degli esami e in questo caso appunto l'esame FC, First Certificate, è stato un po' reso più compatto, quindi un po' snellito, è sempre un esame impegnativo, quindi non è più facile, però sicuramente più semplice sia da parte nostra nell'amministrazione, sia anche da parte dei ragazzi nell'affrontare l'esame, perché due parti sono state accorpate. Chi magari conosce l'esame sa di cosa parlo, Use of English e Reading sono stati accorpati in un unico paper, cioè in un'unica prova, quindi è stato un po' snellito, ecco, il formato dell'esame. E un'altra importante novità è che Cambridge ha introdotto una scale, quindi una scala di valutazione, per cui ad ogni esame, ad ogni certificazione viene dato anche un valore quantitativo in termini di numeri, insomma un valore numerico, per cui qualunque sia la prova viene comunque data una valutazione, e comunque sia andato, insomma qualunque sia l'esito, viene comunque data una valutazione numerica, per cui attraverso questa scala insomma sia gli insegnanti sia anche gli studenti, sia chi riconosce poi i certificati, quindi docenti universitari o le commissioni di concorsi, riescono a orientarsi meglio appunto nel valutare la certificazione, che anche se non conoscono gli esami, per dire, però avendo questa scala davanti, insomma riescono a orientarsi meglio nella valutazione, nel dare loro una valutazione alla certificazione.